Assemblea cittadina sull'emergenza idrica in città e province, è stato questo il tema discusso oggi presso lo spazio Temenos, organizzato dal Comitato Cittadino Vogliamo l'Acqua. Diffuso il programma della 3 giorni della Festa dell'Amicizia che si terrà a Ribera dall'8 al 10 novembre prossimo. Stamani è iniziato a Palermo la Kermesse di Forza Italia al centro del Mediterraneo. Ha aperto i lavori il segretario nazionale Tajani. A Racalmuto momenti di tensione con una donna barricata in casa con i suoi 2 figli, soffriva di depressione. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che entrati in casa con una scala hanno liberato i bambini. Le raccomandazioni della polizia postale: state attenti a chi vi offre lavoro online chiedendo in cambio i like. Porte aperte ieri al liceo Empedocle per gli studenti delle scuole medie superiori e le famiglie. Al via la 2 giorni dedicata al focus sull'invecchiamento al centro del convegno medico, le demenze, il Parkinson e la depressione. L'Acragas in trasferta incontra la Ciriale, entrambi all'ultimo posto. Il Castrum Favara in casa, il Forte Lochi, avvia il campionato di terza categoria. Buongiorno, benvenuti oggi con il nostro appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Si è svolto stamani presso lo spazio Temenos l'assemblea pubblica sulla crisi idrica siciliana e agrigentina. Le associazioni incontrano le istituzioni, le interviste. Un incontro per discutere sull'emergenza idrica. Ecco, dopo le varie manifestazioni sembra che quasi il problema è risolto. L'amministrazione comunale non parla più, ma ancora il problema purtroppo sussiste ad Agrigento con quartieri che non ricevono acqua da giorni. Il problema è esteso all'intera provincia, per cui molte associazioni dell'intera provincia hanno deciso di sollecitare ancora con altri modi, quindi con la proposta, con il dialogo, le istituzioni preposte alla soluzione della crisi idrica per farci raccontare quali sono i programmi, quali sono i progetti e quali sono le prospettive. Purtroppo questo è il primo di una serie di incontri che abbiamo programmato. Le associazioni sono più forti che mai e più determinate che mai. Quello che vediamo invece è l'incapacità istituzionale sia di informare su ciò che si sta facendo, sia di dialogare compiutamente con i cittadini per come i cittadini meritano. Ragionevolmente, visto che il servizio comunque è mancato in tutti questi mesi, è possibile pensare a una class action per evitare di pagare un servizio che non si è avuto? Le associazioni dei consumatori, che pure compongono questo coordinamento di associazioni, pensano a una class action. Noi abbiamo parlato negli scorsi mesi, negli scorsi anni di cultura del merito. Noi saremo capitale della cultura, quindi vogliamo parlare una lingua diversa, vogliamo parlare la lingua della cultura del merito tecnico, della capacità di spesa dei fondi pubblici disponibili, che in realtà in questi anni non si è vista. Avete invitato le istituzioni e non sono venute, da quello che mi risulta? Alcune istituzioni hanno, come il sindaco di Agrigento e altri, hanno mandato dei messaggi per precedenti impegni istituzionali, altre come AICE e ATI invece non hanno risposto. È bene differenziare. Hanno dato la loro adesione, sono presenti diversi deputati regionali, ma comunque nessuno con ruoli decisionali, non ci sono gli assessori regionali che pure avevamo invitato, ma di questo ne prendiamo atto, ma le sollecitazioni non mancheranno, sempre all'indirizzo di chi ha ruoli decisionali. Ecco, cosa sperate? Quale obiettivo pensate di raggiungere con questa assise? Intanto di tenere insieme le associazioni, di tenere insieme quello che non è soltanto un movimento di protesta, ma è anche un cartello di associazioni che ha studiato e studia molto bene gli argomenti in maniera tra l'altro differenziata, perché le tematiche sono differenti. Quindi intanto questo, quindi una proposta unitaria verso la classe politica, diciamo così, amministrativa, che ha ruoli decisionali. Claudio Lombardo, come Mare Amico anche tu hai voluto partecipare a questa iniziativa sull'acqua, però stiamo vedendo che mancano le istituzioni e non registriamo una grande affluenza.
Sì, purtroppo è quello che vediamo da tempo, poche persone che si indignano per un problema che esiste per davvero. Noi abbiamo portato una novità in questo convegno perché dobbiamo affrontare delle proposte. Abbiamo scoperto una cosa che è assolutamente incredibile. Noi qui in provincia di Agrigento abbiamo una serie di depuratori ed uno sta per essere consegnato qui ad Agrigento per la fascia costiera. Questi depuratori producono dell'acqua. Quest'acqua, invece di essere invasata, è acqua pulita, acqua utilizzabile. A quali ti riferisci? Ma mi riferisco al depuratore nuovo di Agrigento che produrrà 150 litri di acqua al secondo, il depuratore di Sciacca che già li produce, quello di Licata, quello di Ribera, che producono alla fine del loro ciclo di depurazione circa 12 milioni di metri cubi di acqua che invece di essere utilizzati in agricoltura vengono gettati in mare. Cioè noi paghiamo la depurazione, noi produciamo quest'acqua che è acqua pulita, invece di invasarla e distribuirla attraverso il consorzio di bonifica agli agricoltori la buttiamo in mare ed è una cosa assolutamente incredibile e nessuno si indigna per un fatto così. Inseguiamo il piccolo pozzo di pochi litri di acqua al secondo e poi buttiamo in mare milioni di metri cubi di acqua e utilizziamo l'acqua delle dighe per l'agricoltura, anche quella che potrebbe essere destinata ad usi civili. Roberta, anche tu hai voluto dare il tuo indirizzo a questa manifestazione? Per fare in modo appunto che non cali il silenzio. Le associazioni hanno organizzato questo convegno, hanno invitato tutti, hanno invitato anche l'amministrazione comunale, il sindaco. Purtroppo anche questa volta ha impegni istituzionali, quindi non è presente. Il problema dell'acqua è un problema veramente grave e diciamo che le varie governi regionali che si sono succeduti non hanno risolto il problema. Il problema è atavico, continua a persistere. Il presidente Schifani dice di fare in fretta. Io l'unica cosa che ho visto che hanno fatto in fretta è un bonus di 200 euro per 1000 famiglie per le lavastoviglie, che trovo alquanto veramente ridicolo. Quindi Agrigento vuole essere sempre attiva, non fare calare il silenzio su questo tema e diciamo che come Italia Viva noi saremo un'opposizione presente e assidua e pronti a indossare nuovamente accappatoi e bidoni a protestare ad oltranza finché questo problema non verrà risolto. È diramato il programma della prossima festa dell'amicizia che si terrà a Ribera dall'8 al 10 novembre, presente il presidente Schifani che inaugurerà la 3 giorni. Dall'8 al 10 novembre a Ribera si svolgerà la festa dell'amicizia organizzata dalla Democrazia Cristiana, una 3 giorni di dibattiti, eventi e spettacoli. L'inaugurazione avverrà venerdì 8 novembre alle ore 18 in Piazza Duomo. Seguirà presso l'Aula Consiliare un dibattito sull'agricoltura alla presenza dell'onorevole Renato Schifani, presidente della Regione, e di Rito Cuffaro, segretario nazionale della DC. Sabato 9 novembre alle 9:30 presso la Sala Convegni Ragusa il tavolo tematico famiglia, dato Sturza oggi come sono cambiate le condizioni e quali le iniziative legislative necessarie alla presenza del senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, dell'onorevole Nuccio Albano, assessore regionale alla famiglia, Sandro Oliveri, esperto osservatorio famiglia, Giuseppe Povia, cantautore, Gianfranco Amato, presidente Giuristi per la Vita, Toni Brandi, presidente del Congresso Mondiale della Famiglia, Emiliano Abramo, presidente della comunità Sant'Egidio. A seguire l'incontro Crack e Dipendenze, la piaga del decennio, alla presenza di Francesco Zavatteri, fondatore dell'associazione La Casa di Giulio, del senatore Daniela Ternullo, componente della Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato, dell'onorevole Bernadette Grasso, componente dell'intergruppo parlamentare sul fenomeno del consumo di droghe, di Massimo Russo, sostituto procuratore Tribunale dei Minori di Palermo, Elena Chiavetta, responsabile dell'associazione Amici di San Barrignano.
A margine del dibattito interverranno anche due ragazzi che racconteranno la loro esperienza e come sono usciti con successo dalla dipendenza del crack. Quale futuro per la riqualificazione delle coste siciliane è invece il titolo dell'incontro che si terrà presso la sala convegni a partire dalle ore 18. Saranno presenti l'onorevole Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Arse, l'onorevole Carta, presidente della quarta commissione all'Arse, l'onorevole Abate, presidente della commissione affari istituzionali all'Arse, l'onorevole Giuffrida, componente della terza commissione all'Arse, il professore Corrado Monaco, ex presidente nazionale del Movimento Azzurro, mentre domenica 10 novembre alle 9:30 presso l'aula consiliare il tavolo su sanità, integrazione, ospedale territorio, opportune criticità. Interverranno l'onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della commissione sanità all'Arsi, il professore Cartabellotta, presidente della fondazione CIMB, il professore Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, Giovanni Albano, presidente dell'ospedale Giglio di Cefalù, l'onorevole Mangiacavallo, medico e già sottosegretario. Alle ore 11 è previsto il tavolo autonomia differenziata, quali pericoli e quali opportunità, alla presenza dell'onorevole Andrea Messina, assessore regionale, Andrea Ferri, responsabile del Dipartimento della Finanza Locale, Luciano Marino, sindaco di Lercara, Marco Zambuto, già assessore regionale alle autonomie locali, Maurizio Logalbo, presidente della DC di Palermo, l'onorevole Pellegrino, deputato regionale, Antonio De Caro, europarlamentare. Quindi domenica alle 17 in Piazza Duomo ci sarà l'evento conclusivo, quale Centro per l'Italia, alla presenza di Claudio Turigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Lupi di Noi Moderati, Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, Mara Carfagna del Centro Popolare, Clemente Massella, segretario nazionale di Noi di Centro, e quindi l'onorevole Cesa, segretario dell'UDC, e l'onorevole Tassoni, segretario del CDU. È iniziata stamani a Santa Flavia, nel Palermitano, la Kermesse di Forza Italia al centro del Mediterraneo. Una dei giorni intensa, ricca di panel e incontri con esponenti delle realtà produttive del paese, della società civile, con ministri, sottosegretari e parlamentari. Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, è stato accolto dal lungo applauso. Marcello Caruso, segretario regionale del partito in Sicilia, dal palco ha aperto la convention ricordando il presidente Silvio Berlusconi, cui la sala ha rivolto un commosso applauso. Sarà una 2 giorni ricca di dibattiti, con oltre 500 ospiti registrati e al centro i grandi temi politici di questi giorni. Tra gli esponenti di Forza Italia dell'esecutivo nazionale previsti gli interventi del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, del ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, del ministro per le riforme Maria Elisabetta Casellati, del ministro per la pubblica istruzione Paolo Zangrillo. Tra i presidenti delle regioni forzisti ci saranno Roberto Chiuso per la Calabria, Vito Bardi per la Basilicata, con loro anche il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e i capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri. Le conclusioni saranno affidate a Tajani e Schifani. Passiamo ora all'Arse e province. Nemmeno la deputata del Movimento 5 Stelle Ardizzone ci sta a fare un passo indietro sulla prossima scadenza del 15 dicembre con le elezioni di secondo livello. Il servizio da Trapani. Ci siamo stancati di svegliarci la mattina e leggere delle notizie che superano ormai l'assurdo. Sono passati mesi dopo una enorme bocciatura di un disegno di legge sulle elezioni dirette delle province, argomentato e argomentato. Ci ritroviamo oggi a leggere dalla stampa dichiarazioni del centrodestra che proclama vittoria sul fatto che si è trovata una linea comune, un accordo comune sul riesumare le province, come se in effetti tutto quello che nei mesi precedenti tutti i deputati, il lavoro in commissione e qui in aula non sia esistito. Qual è il vero problema delle elezioni dirette delle province? Ossia la chiara ed evidente incostituzionalità delle elezioni dirette. Fino a quando non si procederà
a Roma, quindi nel Parlamento nazionale, all'abrogazione della legge Delrio che prevede le elezioni indirette. Chiedo veramente con il cuore in mano, basta, ma lo suggerisco pure a voi, evitatevi l'ennesima umiliazione. Risparmieremmo tutti energie, lavori, possiamo concentrarci su altri temi. Non ha davvero senso, e non lo dico perché sono contraria alle elezioni dirette o sono favorevole a quelle dirette e indirette, neanche ci entro nel merito della discussione. Faccio questo intervento perché mi serve che sia da monito per i lavori che succederanno nelle prossime settimane, perché già da oggi in Commissione Affari Istituzionali abbiamo iniziato a captare quella che è l'atmosfera. Non pensate di mettere fretta a questa Assemblea e a questi deputati. Non vi dovete permettere di dettare tempi che tra l'altro non sono neanche tutelati dal regolamento, senza accelerare su niente. Vi siete fatti le riunioni per stabilire che le province devono rientrare entro 2 settimane, le elezioni dirette alle province devono rientrare in 2 settimane prima delle elezioni dirette. Non esiste, che sia chiaro. E momenti di tensione oggi a Racalmuto, una donna barricata in casa con i suoi 2 bambini di 4 e 7 anni, ma fortunatamente tutto si è risolto senza problemi. Il servizio. Momenti di tensione oggi a Racalmuto, una donna barricata in casa con i suoi 2 figli di 4 e 7 anni, lanciato l'allarme, si sono recati sul posto i carabinieri intervenendo in via Calatafimi, cercando di convincere la donna a mantenere la calma. La ragazza, secondo quanto appreso, non avrebbe minacciato di fare del male ai bambini stessi, ma la situazione è stata costantemente monitorata dalle forze dell'ordine. Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto la donna a barricarsi in casa con i 2 piccoli. La ragazza, quando si apprende, da circa un anno si è lasciata col marito. Secondo le prime ricostruzioni, la donna in cura per molti anni per stati depressivi e ansiosi e da qualche tempo aveva interrotto la stessa, cadendo nuovamente in uno stato confusionale, poco lucido e spesso delirante. Ci sono state ore intense di trattative, molto travagliate tra le forze dell'ordine, e sul posto si sono recati anche vari medici psichiatrici che l'hanno in cura. Intanto si apprende ora che i carabinieri, accompagnati dai vigili del fuoco attraverso una scala, hanno fatto irruzione nell'abitazione e sono entrati attraverso il balcone. Hanno trovato la donna seduta sul divano in un evidente stato di agitazione e di confusione e si è arresa senza alcuna opposizione. I bambini, molto provati, fortunatamente non presentavano segni di violenza. Sul posto il marito e si è recata anche il pubblico ministero di turno, Elina Manno. E sono già una decina le denunce raccolte tra il mese di settembre e ottobre dagli uomini della locale sezione operativa per la sicurezza cibernetica, la polizia postale, di quella che è vista come una nuova metodologia di truffa online, l'offerta di lavoro da svolgersi proprio online. L'approfondimento. Sono già una decina le denunce raccolte tra il mese di settembre e ottobre dagli uomini della locale sezione operativa per la sicurezza cibernetica, polizia postale, di quella che è vista come una nuova metodologia di truffa online, l'offerta di lavoro da svolgersi proprio online. Promesse di facili guadagni ottenibili attraverso banalissimi like da apporre di volta in volta sui portali o sui profili Facebook creati ad arte da parte dei truffatori. Questo è il preludio della truffa che purtroppo vede coinvolti più giovani alla ricerca di un lavoro, e se questo lavoro è da svolgersi sui social o comunque su internet, la tentazione è molto forte. Le vittime vengono contattate dapprima tramite messaggi sui social oppure su WhatsApp da numeri esteri con la proposta di un lavoro che sembra altrettante facile, piacevole e ben retribuito, che consiste nel guardare filmati su Facebook o su portali creati ad hoc dai truffatori
e mettere il famoso like. Ogni like è pagato tra 1 e 3 euro. Accettata l'offerta, i malcapitati vengono dapprima inseriti in gruppi Telegram ove opera l'articolata banda di truffatori e poi invitati a registrarsi su un portale fornendo i propri dati personali dei truffatori. Le prime recensioni vengono retribuite puntualmente con pagamenti che provengono da altre vittime inconsapevoli. A quel punto viene prospettato che per aumentare i guadagni possono essere acquistati dei crediti che hanno un valore economico che saranno rimborsati dopo le recensioni stesse. Alla vittima il sistema sembra funzionare perché dopo aver acquistato con soldi veri falsi crediti e aver messo i like richiesti si vedono accreditare sul loro falso account aperto dai truffatori quanto pattuito. Il problema nasce nel momento in cui chiedono di ritirare il denaro, perché a quel punto vengono richiesti altri soldi per svingolare il guadagno. La vittima, convinta che sia tutto regolare, effettua altri versamenti, quindi raggiungere perdite ragguardevoli nell'ordine di parecchie migliaia di euro, realizzando a quel punto di essere stata vittima di una truffa. È bene ricordare, afferma la polizia postale, che solitamente a chi offre lavoro a dover pagare le prestazioni lavorative e non chi svolge le mansioni lavorative. Lavori troppo semplici e banali che promettono alti guadagni si traducono sempre in raggiri. Attenzione soprattutto a quando vengono chiesti documenti di identità. Inviarli a persone sconosciute, quasi sempre all'estero, comporta l'elevatissimo rischio che vengano usati illecitamente per la creazione di false identità digitali riconducibili alla vittima. Un esempio di protagonismo civico, quello degli abitanti del quartiere Fontanelle, con la ricostruzione di una panchina distrutta. Ce ne parla meglio in questo servizio il collega Eugenio Cairone. Sono lontani i tempi del protagonismo civico che piaceva al sindaco Lillo Firetto. Qualcuno ricorderà le polemiche da parte di un movimento cittadino, ma il protagonismo civico ad Agrigento, malgrado gli attacchi, era riuscito a sopperire a diverse carenze. Tutto a beneficio della città. Dal protagonismo civico dell'era Firetto si è passati ad un altro tipo di protagonismo civico che va sostenuto perché costruito sul buon esempio e sul lavoro di singoli cittadini che amano i propri quartieri. In questi giorni si è sentito nominare il Comitato Fontanelle Insieme per le iniziative portate avanti con abnegazione. Dopo l'inaugurazione di un murales arriva un altro segnale di presenza attiva del comitato di cittadini che non si fermano aspettando risposte alle loro istanze, ma agiscono. E di ieri l'ennesimo esempio di attaccamento al quartiere dove questi cittadini vivono. In via Barone Celsa, in pieno centro, è stata ripristinata una panchina grazie al contributo di un abitante, Angelo Mandracchia, e al comitato di quartiere che ha provveduto a pitturarla e riconsegnarla agli anziani. Grazie di cuore, si legge in un post di Fontanelle Insieme, a chi con umiltà e grande senso civico mette a disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie energie. E si è svolta ieri presso il Liceo Classico Empedocle l'iniziativa denominata Le Bussole di Empedocle, i laboratori aperti al territorio rivolta alle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e che ha visto un'ampia partecipazione di studenti e delle loro famiglie. Abbiamo intervistato la dirigente scolastica Gatto. Oggi la scuola Empedocle, il liceo Empedocle apre le bussole al territorio con le porte aperte verso i ragazzi delle scuole superiori. Sì, oggi siamo qui per accogliere le famiglie e gli alunni che vogliono in qualche modo iscriversi nel nostro liceo, sia nell'indirizzo tradizionale che nell'indirizzo Cambridge, che nel biomedico, ma anche nel liceo musicale. Altra perla è il potenziamento di matematica, che quest'anno merita qualche parola in più perché
grazie ai kit Arduino, Lego, comprati con i fondi del PNRR, permettono una nuova curvatura all'interno della nostra istituzione scolastica, che è la curvatura STEM. Proprio nell'aula di fronte a me il Dipartimento di Matematica sta presentando ai genitori il frutto un po' del loro lavoro, che sono tutti i robot realizzati con i kit Arduino. Lavoro che è stato realizzato dagli studenti stessi, ovviamente guidati dai loro docenti, ma che però hanno dato prova di volersi appunto mettere in gioco con una, diciamo, dedizione encomiabile, e queste stesse, diciamo, esperienze vorrebbero anche trasmettere ai loro compagni più piccoli. Per questo abbiamo parlato di bussole, perché le bussole sono i nostri stessi ragazzi che appunto fanno da orientatori ai loro coetanei. Il Empedocla è sempre, diciamo, top nella ricerca degli indirizzi scolastici che fanno gli studenti? Sì, cerchiamo sempre di andare incontro alle esigenze dei nostri studenti, con uno sguardo sicuramente al passato, dove noi affondiamo le nostre radici, anche e prima di tutto come persone, oltre che come scuola, ma con uno slancio fortissimo verso il futuro. La modernità deve entrare nelle aule scolastiche, non può rimanerne fuori, perché è necessario governare il cambiamento. Il cambiamento è la cifra dell'esistenza umana e non ci si può, diciamo, rifiutare di accettarlo. Quindi anche le nuove tecnologie, come anche l'intelligenza artificiale, saranno sicuramente metodologie che piegheremo a quella che è la mission della nostra scuola, che pone sempre al centro la persona. Però è opportuno aprirsi al moderno e al nuovo. C'era anche una visita ai laboratori? Sì, sicuramente noi abbiamo quest'anno introdotto con un potenziamento apposito anche il laboratorio di scienze, quindi che chiameremo però laboratorio biomedico, al ginnasio. È un laboratorio che si è usato sempre poco in passato, ma che da quest'anno invece sarà la punta di diamante del curriculum proprio del ginnasio. Quindi sì, la metodologia laboratoriale sicuramente diventa molto motivante e stimolante per i nostri studenti. Una 2 giorni dedicata all'invecchiamento, dove si è approfondito il tema della demenza, del Parkinson e della depressione, un focus sulla centralità della persona e le innovazioni tecnologiche nei percorsi terapeutici e psicoassistenziali, organizzata dall'ASP di Agrigento. Noi eravamo sul posto. Presidente dell'Ordine dei Medici, tra l'altro riconfermato recentemente al suo secondo mandato, oggi presente a questo interessante convegno sull'invecchiamento. Sì, oggi sono felice di essere qua, non perché ne ho bisogno anche io, diciamo, perché parlando di focus dell'invecchiamento, ma perché è una sensibilizzazione, come diceva poco fa il presentatore, di tutti noi al problema. Medici e altre professioni sanitarie e anche i cittadini che abbiamo presenti ora qua in sala pure dei caregiver, un ruolo importante. Ecco, sensibilizzare verso questa patologia che va sempre più aumentando. Con l'aumento dell'età media aumentano le patologie neurodegenerative, tra cui l'Alzheimer e la demenza. Quindi è importante cogliere il primo momento per poter arrivare subito e arrivare meglio. Un importante appuntamento medico per parlare del focus sull'invecchiamento alla presenza di tanti qualificati esperti, che dura 2 giorni. Oggi 25, domani 26 ottobre abbiamo organizzato questo consueto appuntamento annuale per fare un focus sull'invecchiamento. È un momento davvero importante, un momento di riflessione, è un momento di confronto tra vari specialisti che operano nei vari ambiti per portare ognuno la propria esperienza e cercare di trovare le strategie comuni nel trattamento e nella gestione in tutto il percorso assistenziale del paziente con demenza, con Parkinson e con depressione, che molto spesso è presente in questa tipologia di pazienti. Un dato importante è dire che tutto questo, queste giornate partono proprio dalla consapevolezza che nessuno di noi può dare delle risposte idonee
da solo. È necessario un'integrazione dei vari servizi in modo da poter dare delle risposte che devono tenere conto di un dato importante. La popolazione sta invecchiando e questo invecchiamento ha cambiato radicalmente la metodologia di approccio nei confronti della malattia. Si è passati da una visione metodologica basata sulla malattia ad una metodologia basata proprio sulla persona, sul paziente anziano con più patologie croniche che di difficile gestione e necessita il coinvolgimento di più figure. Questi incontri sono molto importanti per un confronto e per dare delle risposte non solo al paziente ma anche ai familiari e ai caregiver che necessitano di un'assistenza continua in tutte le fasi della malattia. Dobbiamo cambiare proprio le nostre prospettive, la nostra visione nei confronti di queste malattie, cioè passare dal concetto di curare la malattia, che è importante, oltre a curare la malattia dobbiamo passare al concetto di prenderci cura della persona. Dottor Giuseppe Provenzano, un importantissimo convegno oggi che parla delle malattie per le persone anziane. Lei è un esperto, in particolare ci può dare qualche consiglio sull'Alzheimer, tenendo conto anche la relazione che poco fa ha fatto? Sì, grazie innanzitutto per questo quesito che mi pone. Credo che oggi l'Alzheimer è una malattia che preoccupa per i numeri che sta avendo, per il fatto che in atto non abbiamo una terapia efficace, quindi bisogna porre rimedi con quel poco che abbiamo, la prevenzione soprattutto, l'alimentazione, lo stile di vita, il comportamento, tutte sono situazioni che sicuramente permettono di ritardare la comparsa della malattia e avere una vita migliore. Ecco, c'è qualche scoperta, qualche nuovo farmaco che può in questo senso, c'è giorni, aiutare il malato, la famiglia nella cura? Sì, ormai alcuni anticorpi monoclonali sono stati anche quasi in fase di commercializzazione con un costo elevatissimo, in Europa non sono stati ancora introdotti, ma il problema è degli effetti collaterali che purtroppo emergono, quindi devono stare i pazienti in trattamento sotto stretto controllo, fare delle risonanze in una tempistica successiva proprio per prevenire gli effetti collaterali e danni collaterali. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma quel giorno cambierà. Vedrai, io non son finito, E linea la regia per la pubblicità. A Siculiana è iniziata ieri la festa dedicata all'arte del pane, il Maidda Fest, con degustazioni e spettacoli, e si svolgerà fino a domani. L'iniziativa organizzata dal Comune di Siculiana in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive. Le interviste. Il Maidda Fest rappresenta un primo tassello importante che ci porterà e ci condurrà alla ricerca e alla valorizzazione di una grande storia di Siculiana legata al grano e soprattutto alla presenza nel nostro territorio lungo il fiume Canne dei silos granai. Era il granaio dei Romani Siculiano, una storia ricca di tante cose che vogliamo recuperare e rendere fruibile anche in termini turistici. Dall'altro lato è anche un momento in cui riscopriamo le nostre tradizioni legate al grano e alla gastronomia, per cui saranno 3 giorni di appuntamenti con approfondimenti, convegni, ma anche momenti di degustazione, di intrattenimento, per una festa che vuole diventare anche un qualcosa che duri nel tempo, e quindi siamo contenti di aggiungere quest'altro elemento ad un progetto turistico più complessivo.
Da oggi partecipano le 5 classi della scuola secondaria di primo grado del Plesso Verga di Siculiana a questa bella iniziativa che consiste nello show cooking del Maidda Fest, un'iniziativa molto importante per i giovani anche per rafforzare il legame tra le tradizioni e la gioventù, la scuola, che rafforzando il legame con le tradizioni e con il territorio possono vivere sempre di più a scuola un'offerta formativa sempre più ricca e orientata proprio al legame con il territorio, con le tradizioni e anche con il futuro. Ad Alcamo, annuale convegno del Centro Medico Fisioterapico Villa Sarina, 3 i focus con i medici di medicina generale, il servizio da Trapani. Questo appuntamento sia essenziale perché mette in connessione la ricerca, che noi CNR ci occupiamo fondamentalmente di fare ricerca col mondo della clinica e del paziente, quindi sicuramente anche per noi è un valore aggiunto. Dare una visione anche panoramica su tutte le potenziali terapie che oggi stanno prendendo sempre più campo nel campo della sclerosi multipla. Il ruolo delle strutture territoriali è quello di portare anche oltre al benessere della popolazione anche cultura del benessere. Villa Sarina si arricchisce di continue attività scientifiche e didattiche e formative che hanno l'obiettivo quello sì di interagire col mondo medico e sanitario ma anche con la popolazione. Siamo proprio a casa Villa Sarina del dottore Luca Scalisi che si occupa proprio in prima linea di questa tematica, è abbastanza complessa di cui comunque bisognerebbe parlare tanto, che purtroppo comunque gli eventi scientifici su questa tematica sono comunque sempre troppo pochi. Un argomento che per noi medici di medicina generale spesso non abbiamo non la competenza ma il tempo da dedicare ai pazienti. Vogliono da noi conforto, vogliono parlare e hanno solo noi molto spesso come punto di riferimento un orecchio in più di ascolto. Mi occupo di nanotecnologie, quindi è sicuramente una branca affascinante della medicina, appunto la nanomedicina, che sta sempre più spostando appunto le terapie mediante appunto l'utilizzo di nuove tecniche e nuovi approcci nanotecnologici. Diagnosticare oggi e intercettare il paziente nelle fasi primitive della patologia potrebbe essere appunto con le nuove tecnologie anche farmacologiche, scientifiche e terapeutiche il salvavita per questi pazienti che sono pazienti complessi, sono pazienti fragili e di cui comunque noi ci dobbiamo fare carico. Certe volte anche noi ci rimproveriamo di tutto ciò, di non poter spendere appunto il tempo necessario a questa gente, che si trattano anche di persone molto giovani. Io ne ho un paio per esempio che sono allettati, dove io spesso vado e loro quando io entro si sentono confortati e molto spesso ricevo tante telefonate da loro e io molto spesso ho molta pazienza perché nel contesto di uno studio con tanta gente che preme da tutti i punti di vista, io cerco sempre di essere col sorriso in bocca e di non mai di andarli contro. Benvengono incontri di questo genere abbastanza formativi che racchiudono appunto e mettono insieme tutte le figure specialistiche e professionali. Il sacerdote mi ha detto un giorno che il regalo più bello che si possa fare a qualcuno che si vuole davvero bene, il regalo più prezioso è dedicare il proprio tempo. Esatto, e noi cerchiamo di farlo sempre nel limite delle nostre possibilità. E nel messinese lutto cittadino per l'operaio della forestale morto in un incidente stradale, i colleghi di Messina.
Si sono svolti ieri pomeriggio presso la chiesa di San Nicolò di Bari di Tortorici i funerali di Sebastiano Calacampana, l'operaio 61enne della Forestale morto il 19 ottobre scorso in un incidente mentre era in servizio insieme ad altri 2 colleghi del servizio antincendio. Per il rito funebre l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Calacampana era l'operaio più anziano e sarebbe andato in pensione tra pochi mesi. Un triste destino ha trasformato una giornata di lavoro come tante altre in tragedia. Il fuoristrada con a bordo i 3 operai della Forestale è finito per cause ancora in fase di accertamento giù da un viadotto nella via Roma di Tortorici, facendo un volo di diversi metri. Ad avere la peggio è stato l'operaio 61enne che è deceduto a causa del violento impatto, mentre i colleghi hanno riportato varie ferite. Una notizia che ha scosso l'intera comunità oricense, dove l'uomo era molto conosciuto e stimato. Per dare l'ultimo saluto al collega e portare conforto ai familiari sono giunti a Tortorici forestali da tutta la provincia. Presenti alla celebrazione anche il dirigente dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina Giovanni Cavallaro e il dirigente del Dipartimento Forestale della Regione Giuseppe Battaglia e diversi amministratori dei comuni dell'Interland. Il rito funebre è stato officiato da padre Cirinno Lo Cicero insieme all'arciprete Don Simone Campana e padre Benedetto Lupica. Per l'ultimo saluto all'operaio della Forestale, picchetto d'onore, un lungo applauso e palloncini gialli e arancioni. Passiamo ora alle notizie sportive. Domani l'Akragas incontrerà in trasferta la Cireale, è un derby di altro tempi. Entrambe le squadre sono in ultima posizione con 5 punti. Vedremo anche una carrellata curata dal collega Lentini dei vari campionati di calcio e inizia domani il campionato di terza categoria. Lunedì al campetto del villaggio Peruzzo, festa dell'accoglienza, un'iniziativa per i più giovani organizzata dalla FIGC. Domenica prossima, dunque 27 ottobre, si giocherà ad Acireale, a partire dalle ore 14:30, uno dei più classici derby regionali da altri tempi. Stiamo parlando di Città di Acireale Akragas. La sfida vede entrambe in ultima posizione con 5 punti totalizzati dopo 8 gare, che in altri tempi avrebbe sicuramente richiamato sugli spalti tantissimi tifosi di entrambe le fazioni. Si tratta di una gara dal sapore drammatico, dove chi vince lascia l'altra mestamente in ultima posizione solitaria. Comunque questa è la terna designata. Arbitrerà il signor Giuseppe Costa di Catanzaro con assistenti Paolo Romeo di Reggio Calabria e Giuseppe Piccolo di Vibo Valencia. Dunque si gioca la 9ª giornata e ci stanno diverse gare il cui risultato potrebbe ridisegnare l'attuale classifica generale. Ad Acireale quindi la sfida drammatica sarà tra la locale squadra e l'Akragas, entrambe come abbiamo detto prima in ultima posizione ed entrambe in cerca di un risultato positivo per sganciarsi dall'ultimo posto. Torna a giocare al Brucoleri il Castrum Favara dopo il pari esterno nell'infrasettimanale, di fronte un arrembante Locri. Derby Enna Licata senza tifosi ospiti sugli spalti per decreto del prefetto di Enna su segnalazione dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive. Al Granillo la Regina sfida il Paternò, a Barcellona la Nuova Egea affronta la Nissa, mentre il capolista Siracusa al Valentino Mazzola giocherà contro la locale San Gataldese. Completano la giornata Sant'Agata Vibonese, Ragusa San Biase e Scafatese Pompei. Scendiamo di categoria. In eccellenza l'unica rappresentante agrigentina presente è l'Unitas del tecnico Angelo Gaffano, che sarà di scena a Castelvetrano contro la locale Folgore. In classifica generale la compagine verde-nero si ritrova a quota 10, vale a dire a soli 4 punti dalle 2 di testa, vale a dire San Giorgio Piana e Atletichi Palermo. In promozione invece l'Aragona a questo turno di domenica gioca ancora in casa contro il Riposto. Il Camarat El Sala ci sfiderà il Santa Venerina, il Gemini sarà impegnato sul campo del capolista Nicosia. Infine difficile trasferta per il Casteltermine in quel di Giarre. Inizia finalmente l'ultimo torneo calcistico, quello di terza categoria della provincia di Agrigento.
e che parte proprio questa domenica. Ai nastri di partenza ci saranno 12 squadre pronte a darsi battaglia per approdare in seconda. E concludiamo con un'ultima notizia di calcio giovanile. Si svolgerà lunedì 28 ottobre a partire dalle ore 15:30 alle 17:30 presso l'impianto sportivo del villaggio Peruzzo la tradizionale Festa dell'Accoglienza. La manifestazione è organizzata dalla FIGC, settore giovanile scolastico di Agrigento, è rivolta sia alle bambine che ai bambini e delle categorie piccoli amici e piccoli calci, età compresa ai 5-6 anni e 7-8, delle scuole calcio della provincia agrigentina. Sarà presente il responsabile regionale del settore giovanile scolastico, il professore Stefano Valenti. Un altro derby siciliano attende l'Akragas domani di scena ad Acireale, in palio punti fondamentali per la salvezza. Come ci arriva l'Akragas a questa sfida? Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal secondo tempo che abbiamo fatto contro il Ragusa, e non tanto per qualità di gioco ma per fame, per voglia, per ferocia, per determinazione, per voglia di andare a conquistare il punto, il pareggio, anche se sinceramente siamo un po' scontenti, potevamo fare molto di più e abbiamo la possibilità questa domenica di fare di più, perché è uno scontro diretto, uno scontro difficile, complicato, diciamo siamo a pari punti ma sarà un ambiente caldo, però noi ci dobbiamo far trovare pronti. Che partita ti aspetti, mister, domani? Ma io sinceramente, vedendo sempre questi ragazzi come si allenano e hanno questo blocco mentale, pian piano stiamo cercando di levarlo, i ragazzi sono disponibili, devo essere sincero, mi danno sempre sensazioni positive, amano questa maglia, vogliono lottare per questa maglia. Ci sono momenti che lo facciamo bene, momenti, devo essere sincero, che lo facciamo male, però siamo qui, siamo vivi e dobbiamo cercare in tutti i modi di ottenere più punti possibili. La Cireale che avversario è? Sta vivendo un momento difficile, forse come noi, è un avversario complicato, un avversario che gioca in casa, è un avversario di esperienza, ha gente di categoria, ha gente che molto probabilmente come noi ha quella voglia di rivalsa. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di metterle in difficoltà, mettere le nostre armi, cercare di dare ritmo, di dare tra virgolette continuità nei risultati. Cosa potrebbe fare domani la differenza tra Acireale e Akragas? Differenza la deve fare la voglia, la determinazione e la fame di raggiungere e di scrollarsi addosso la situazione. Si è sbloccato Levé, adesso ti aspetti qualcosa da chi? Qualcosa in più da chi? Allora, si è sbloccato Levé, ma non avevo dubbi. Mi è fatto piacere, anzi sottolineo che i ragazzi gli hanno fatto i complimenti, quello significa che il gruppo è unito. Veniva da 3-4 partite che il ragazzo aveva fatto bene come altri, finalmente si è sbloccato, sono convinto che inizierà il suo campionato, perché noi abbiamo bisogno dei suoi gol, ma non abbiamo bisogno solo dei suoi gol, abbiamo bisogno dei gol degli altri, e metterci a disposizione per questa maglia e cercare di lottare dal primo all'ultimo secondo. Il Castrum Favara ritorna tra le mura di casa dopo la bella prestazione ottenuta in terra calabra incontrando il Forte Locri. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Ritorna tra le mura amiche dello stadio Brucolere la Castrum Favara, dove domani incontra il Forte Locri, una delle squadre calabre più accreditate in questo interessante e importante campionato nazionale di Serie D. La squadra di mister Infantino ritorna dalla terra calabra con un ottimo pareggio ottenuto alla Mezzia Terme con la Sambiase, una partita importante che ha fatto vedere il grande valore dei ragazzi favaresi, ma soprattutto la loro forte personalità che li mette proprio in grado di lottare fino alla fine con qualsiasi squadra. È proprio questo il lavoro che ultimamente ha fatto mister Infantino, oltre che nella preparazione atletica e fisica, soprattutto nella convinzione mentale impartita ai ragazzi, rendendoli capaci di pensare che loro sono un'ottima squadra e quindi possono affrontare agevolmente qualsiasi avversario.
La partita di domani con il Locri inizierà alle 14:30 perché c'è stato il cambio di orario con il ritorno dell'ora solare e forse ci sarà qualche piccola difficoltà nel parcheggio, poiché a Favara, in concomitanza con la fiera d'autunno che si tiene proprio nel circondario dello stadio, ci sarà molta affluenza di pubblico che non mancherà sicuramente allo stadio Brucoleri, in quanto, come ci riferisce la società, ogni domenica praticamente la tribuna registra il tutto esaurito. Abbiamo ascoltato stamattina mister Infantino. Sì, sicuramente è stata un'infrasettimanale importante sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto del gioco, ma ormai si è archiviata. Adesso ci stiamo concentrando in questi 2 o 3 giorni con il Locri, una squadra ben allenata, una squadra forte di categoria che viene da tanti risultati utili consecutivi, però come dico sempre noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo prepararci in modo straordinario perché è importante dare continuità ai risultati e sappiamo che troveremo difficoltà, però se noi ci prepariamo concentrati, cattivi agonisticamente, credo che, come dico sempre, l'avversario è meno forte. E vi ricordiamo che stanotte ritorna l'ora solare e gli orologi dovranno essere spostati di un'ora indietro. Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi sabato. Vi ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.